Come si fa? Come che si fa? Il sondazzo. Rido e canto perché sono contento, perché c'è il sondazzo, no? Quando c'è il sondazzo bisogna essere contenti, bisogna sorridere, bisogna essere giulivi, allegri e felici, perché il sondazzo è la nostra vita, è una vita che a volte si distorce, ma anche la realtà è spesso distorta, no? Certo, io distorco la realtà con le mie invenzioni momentanee e la realtà risponde in qualche modo. Quel modo può essere divertente, può essere incazzante, può essere come vi pare, ma è un modo, è uno dei tanti, sono tanti modi praticamente che fanno parte di un tutt'unico che è la nostra umanità, il nostro essere umani, il nostro globo, il nostro pianeta poverino è ridotto in queste condizioni. Vediamo in che condizioni. Dunque, questa settimana, come vi ho detto, voglio sperimentare, voglio andare più a fondo su quello che è il sondazzo a catena, si può chiamare così, cioè mi faccio dare uno spunto dalla prima persona, poi se me ne dà adito vado avanti con un altro qualcosa che mi ha detto questa, me lo elaboro e si va sulla seconda, sulla terza e quarta e così via persona. Non so che cosa verrà fuori, perché questo è il sondazzo così diciamo più improvvisato del mondo, ecco, di tutti i miei sondazzi questo è il più improvvisato, però certamente è anche forse quello che ci riserva le maggiori e a volte migliori se non peggiori sorprese. Vabbè, dai, ho fatto un numero. Alla prima persona chiederò semplicemente di darmi uno spunto. Vediamo un po'. Può darsi che me lo dia senza volere, a volte senza chiedere si hanno degli spunti meravigliosi. E poi così, quello che viene, ma a volte non viene. Questa volta non viene nessuno a rispondere perché non c'è nessuno, evidentemente io sarò costretto, certo, a fare un altro numero. E per carità di Dio, non c'è mica problemi. No. Facciamo questo numero qui. Sì. Ecco. Può essere la signorina della Telecom che viene a dirmi qualche cosa, ma speriamo che non si affacci nemmeno oggi. Sì. No, io mi aspettavo quasi. Vabbè, sai perché è sempre lì, è in agguato, è sempre in agguato quella lì. Pronto, buongiorno. Bene, allora me lo dà o non me lo dà questo spunto, Ma che spunto? Lo spunto, me lo dia, forza, me lo dia. Avanti, cosa aspetta? Ma guarda, non mi ha detto, non mi ha dato nessuno spunto. Dice, ma che spunto ha detto? Ma lo richiamo. Ma guarda, c'è della gente strana nel mondo, è vero? Dite la verità, era strano questo qui, No, sì, come no. Allora lo richiamo e a sto spunto. Argomento, un'idea, qualsiasi cosa che mi possa dare. Pronto? Ma allora, ma lei mi sta prendendo in giro? Mi sta prendendo per il culo allora? Me lo dica. Ce la sto prendendo per il culo, allora lo capisco, io riattacco. Ma chi è lei? Io sono in cerca di spunti. Mi dia uno spunto, per favore. Mi dia uno spunto. Avanti. Ma che spunto? Come le pare a lei, a sua discrezione. Avanti, forza, parli. Ma lei che lavoro fa? Io questo. E lei che lavoro fa? Io? Lei che lavoro fa? Ma a me non me ne frega niente. A che mi serve questo spunto? Mi serve per telefonare ad altre persone. Abbia pazienza, io ho bisogno di uno spunto per chiamare altre persone. Lei mi dia lo spunto e non la chiamo più. Forza, vieni, me lo dia. Deve andare a far culo. Ecco. Ottimo. Ti va bene? Ma è un bellissimo spunto. Va bene. Arrivederci, grazie, buongiorno. Mi hanno mandato a fare il culo. Strano, non succede mai. Ecco, vabbè, comunque uno spunto me l'ha dato. Vuoi vedere che prendo come spunto quello spunto già spuntato in altre occasioni, quello in cui chiedo di essere mandato a fare il culo e la gente non mi ci manda mai, se glielo chiedo, ma se non glielo chiedo mi ci manda. Telecom Italia. Lo sapevo che arriva. Ciao. L'aspettavo prima, è arrivata dopo perché è dispettosa e viene qua
quando meno te l'aspetti. Dispettosa, come tutte le donne, vero? Rispettose, vero? Queste donne, vero? Meglio gli uomini. Ha fatto un altro numero. Allora, lo spunto era quindi vaffanculo. Essere mandato a fare in culo. Ecco, questo è lo spunto che mi ha dato quest'uomo. Voi vedete, ci si trova sempre d'accordo, per carità. Pronto signora? Senta, mi fa un favore, mi scusi, io non la conosco, può farmi un favore? Chi è lei? Mi può mandare a fare in culo? Sia così gentile. Ma chi è lei? Sono una persona che ha commesso una cosa che non doveva commettere e ho bisogno che qualcuno mi mandi a fare in culo. Mi manda a fare in culo? Chiami la sua mamma per farlo. No, scusi, ma che mamma? Pronto? Ma la mamma è sempre la mamma non mi manda, questa la richiamo, hai visto, non mi ci ha mandato, lo vedete? Si conferma sempre, mi mandano quando non glielo chiedo, non mi mandano quando glielo chiedo. E ora la richiamerò e glielo richiederò. Non lo so. Incredibile. Ma le persone sono fatte che strana gente c'è nel mondo, gente. Che gente! La signora non risponde più, guarda, magari ora mi sta mandando vaffanculo, ma non me lo vuol dire, mi dà la soddisfazione di dirmelo in faccia, Dio, è incredibile, io non ci credo, altri due squilli poi andiamo, non ci posso credere, no, per carità di Dio. L'ultimo, diamo l'ultima chance a questa donna. Non ha più chance, signora, mi dispiace, non ha più chance. Cercheremo da qualche altra parte una persona che potrà magari mandarmici senza timori, senza remore, ma insomma, ma che gente, io non capisco. Glielo chiedi te e mandamici, no? È incredibile. È un mondo alla rovescia. Ora poi risponde nessuno e il culo si fa sempre più lontano, è chiaro. Dio. Non è possibile, no, che si può andare avanti così forse, ma questo è ma vi rendete conto? No, dico, io sono stupefatto, sono stupito. Sono stupito. Ho fatto un altro numero. Signorina della Telecom? Ecco, non è vero. Vabbè, ora invece risponderà qualcuno e vedremo se appunto appena qualcuno mi manda a fare il culo io cambio spunto, è chiaro, però devo trovare qualcuno che risponderà qualcuno, dicevo, alla prossima telefonata. Questa è assolutamente vuota, è come una palla dopo il coito. Una palla. Perché una sola? È una perché si è parlata al singolare, scusa, abbia pazienza. Via. Ecco, sentiamo qui, via, forse. Ma c'è un assenteismo, guarda, io non so, ma qui andrebbe fatta un'ispezione per vedere chi è sui pezzi e chi no, chi lavora e chi no. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, senta, mi fa un favore, mi manda a fare in culo. Pronto, mi sente? Pronto? Sì, non faccia finta di non sentire, lei mi vuol mandare... Pronto? Oh! Ma come può? Ma è incredibile. Io sto parlando, sto sentendola e questa non mi sente. Ma vedete, tutto complotta contro di me. Le persone non mi sentono nemmeno. E questo è, che ne so, cos'è? È un sabotaggio, è un sabotaggio. È la signorina della Telecom che mi sabota o mi sabota. Pronto? Sì. Mi sente? Sì. Ah, ora mi sente. Senta signora, mi fa un favore, mi vuol mandare a fare in culo per favore? Lei ma come? Vedi. Mi mandano sempre a fare in culo, ma quando glielo chiedo mai l'ho richiamata. Che gente, guarda, gentaglia di mondo, gentaglia. Ma Dio mio, guarda, vedete, non ti accontentano nemmeno per un vaffanculo, un semplice vaffanculo. Vediamo se ora
l'ho richiamata, se mi risponde o mi risponde qualcun altro di famiglia e se finalmente mi arriva questo epiteto tanto sospirato. Pronto? Vorrei andare a fare in culo, mi ci manda? Signora, signore, signori? Niente, guardate come a certe persone il culo fa un'impressione strana, mentre no, vero, ad altre invece no, ma le stesse persone in altre circostanze pronuncerebbero tranquillamente questa frase, vaffanculo, tranquillamente, come ha fatto il primo della prima telefonata che mi ha dato questo spunto, no? Ecco, e la maiella, e che è? Ci eravamo collegati un attimo all'Albania, qui invece continua lo squillo, però insomma non dà adito a prosecuzione della telefonata in quanto si ferma lì, c'è nessuno. Oggi c'è anche un grandissimo vuoto in queste case. Io vorrei sapere dove sono andate le persone di martedì, voglio dire, dove saranno andate mai, insomma, o sono case sfitte, allora tutte le persone che non hanno casa e stanno cercando casa, ci sono case vuote come potete sentire. Ehi! Pronto? Signora? Sì? Buongiorno, mi scusi se la disturbo, vorrei chiederle un grandissimo favore, o un piccolo favore, secondo come lo vede lei, mi manderebbe a fare in culo? Ci vada subito, però. Sì, però perché ritorno, però mi dica, me lo dica chiaro e tondo, signora, me lo dica. No, gliel'ho già detto, vada. No, ha detto ci vada subito, non è vero, non me l'ha detto, ma hai visto? No, non vogliono pronunciare la parola culo che in altre circostanze pronuncerebbero senza nessun problema. È incredibile, ci vada subito, ha detto, no, non va bene, ci vada subito, può essere da qualsiasi parte. Mi deve mandare a fare, l'ho richiamata, forse questa se si insiste un pochino, che dite? Forse. Pronto? Signora, mi mandi a fare culo. Ascolti, ma si diverte tanto, continui, No, io vorrei essere mandata. Signora, il culo. Ma lo vedete? È bello che queste magari si incazzano come se io avessi mandato a fare il culo loro. È incredibile, sono io che voglio essere mandato e loro se la prendono. No, via. Guardate che la gente non capisce un cazzo. Davvero. No, ma in generale la gente non capisce niente. Cioè, se uno mi telefonasse e mi dicesse così, io lo manderei a fare il culo senza problemi. Cioè, vaffanculo, lo accontenterei. Non c'è niente di male, ci farei anche una risata sopra. Ma è possibile? Possibile? Pronto? Pronto, signora? Sì? Scusi se la disturbo, vorrei chiederle un favore. Mi manderebbe a fare in culo? Come? Lo vedete? Ma queste donne, anche questa la richiamo, ma insomma, certo è una domanda un pochino strana, lo capisco, che non è da tutti i giorni uno che sente chiedere una cosa del genere, però insomma non ci vuole niente a accontentare un povero Cristo, ecco. No, Cristo nel senso povero Cristo, nel senso così, lato, nel senso lato, cioè, Cristo quello lì, no, non permetterei mai di coinvolgerlo in queste cose qua, in senso lato, ecco. Signora ipotenusa, ma almeno la signora ipotenusa mi risponde. Hai visto che roba? Non risponde, potrebbe essere chiunque al telefono, magari un'altra persona di cui lei attende notizie. Niente, avete visto? La parola culo è tuttora un tabù e siccome queste cose l'ho già fatte e ho già avuto gli stessi identici risultati, dico, ma è possibile che invece giorno per giorno quasi tutti mi mandano al fanculo e quando glielo chiedi no? È possibile? Bastian contrari, siamo tutti bastian contrari. Pur di non dare soddisfazione alla persona, guarda. Pronto, signora? Sì? Mi vuol mandare a fare in culo, per favore? Perché?
perché ne ho bisogno di una persona che mi manda a fare in culo perché ho fatto una cosa che non dovevo fare. Mi dica, vaffanculo, io sono contento, me lo dica su. Ah sì, vai. Me lo dica. Allora ti dico posso andare al fanculo. No, me lo dica per bene. No, io non posso offendere le persone, che discorsi sono? Ma no, lei non mi offende, mi fa un piacere, signora, è un piacere che le chiedo. Allora vado a fanculo. Oh, grazie signora, ci vado su, è stata molto gentile, mi ha liberato da un peso. Ecco, grazie molte, se vuole ricambio, no, non importa. Buongiorno. Buongiorno. Grazie signora, grazie. Hai visto? Questo almeno, perché doveva offendere, però alla fine si è resa conto che io ne avevo bisogno. Secondo me stava al telefono forse per saperne di più la signora, magari era curiosa di sapere perché, però io ho preferito chiudere lì, evitare, è stata brava e quindi ora vado avanti. No, sì, guarda, ora basta col vaffanculo. Oh, sì. Vediamo di guadagnarcene uno invece senza. Dunque, ci vuole uno spunto, senza chiederlo. Pronto? Mi dà uno spunto? Come? Mi dà uno spunto? Di cosa? Di qualsiasi cosa. Mi dia uno spunto che da quello parto per fare altre telefonate, grazie. Me lo può dare? Un argomento qualsiasi. Un argomento, le musiche andine. Come? Le musiche andine, le sto ascoltando ora. Le musiche andine? Sì, degli Illimani. Scusa, avevo capito le mutandine, avevo capito lì per dire. Le musiche andine degli Inti Illimani? Sì. Ti piacciono? Sì. Ma tu quanti anni hai? 28. Accidenti, ma scusi, ma ha una voce che sembra una bambina, davvero, complimenti. È giovanissima, dalla voce almeno, Sì. 28 è sempre giovane comunque. È sposata? No. No, complimenti. Come ti chiami? Deborah. Deborah? Deborah? Sì. Sei molto carina, lo sai? Io ho fatto un po' questa pantomima. Ti piacciono molto le musiche andine? Sì. Metti questi dischi? Sì, e poi suono col flauto. Ah, tu suoni il flauto? Quale flauto? Il flauto dolce o quello No, traverso? flauto dolce e contralto. Ah, contralto. Ma studi musica? No, l'ho imparati così. Ah, l'hai imparato, sei Un po' a autodidatta? scuola e un po' così. Ho a capito. materiale. E senti, mi faresti un grande piacere. Mi fai sentire come lo suoni? No. Dai, una musica andina, dai. Scusi, ma lei non sa che fare. Io guarda, io ti conosco perché ti ho vista, volevo dire che sei molto carina come ti ho detto prima. Mi piacerebbe sentire come suoni il flauto, dai. No. Dai, me lo fai sentire? Meglio di no. Ora Che ti glielo ho dato costa? lo spunto. Ta ta e ta basta. ta ta ti ta 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 ti ta ta. Questa la sai? Questa è classica, eh? Sì. È andina questa, è andina. Vai, me la fai sentire. No. Mi piace tanto. La saluto. La musica andina mi piace molto. Mi piace molto la mutandina, la musica andina. Me la fai sentire? Me la fai sentire? No. Dai. Arrivederci. Non essere così cattiva. Io non sono mica cattivo con te. Ti ho detto che sei molto carina, che mi piaci molto, anzi mi sono innamorato di te. Sì, vabbè. Davvero? Arrivederci. Ma tu ce l'hai un ragazzo? Io no. La musica andina, il flauto era che è bella la musica andina, è anche facile. Sì, però mi è venuta l'idea di parlare di flauti. Sì, la ragazza in fondo mi ha dato uno spunto, no? Di quello della musica andina, ma soprattutto quello del flauto. Flauto, flatulenze, scuregge. Accidenti! Cosa vuoi? Telecom Italia, Cosa vuoi? informazione gratuita. Dimmela! Attenzione, Dimmela! il numero selezionato Sì. è inesistente. Ma come si sente? Ho preso sull'elenco. Vabbè, d'accordo, per carità di Dio, non incazziamoci con le persone registrate che poi insomma non sentono nemmeno, cioè questa qui non mi sente. È inutile che mi incazzi, vero? Voglio dire. Il flauto, sì. Beh, insomma, te lo immagini la ragazza con quella vocina e quel flauto in bocca? Te lo immagini, vero? Sì. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Quando posso passare per portarle il flauto? Mi sa che lei ha sbagliato numero, sa? No, assolutamente. Io avevo questo numero, il flauto è pronto, è già, come dire, insomma, funzionante e appunto io,
era stato riparato e adesso glielo porto. Ha sbagliato numero, qui non si No accomoda. signora, lo può benissimo anche provare, guardi, l'ho riparato benissimo, non si preoccupi, non c'è problema. Capito? Ha capito signora? Se lo dice lei, mi porti il flauto. Porto il flauto, vedrà, è lei che lo suona, no? Diamine. Ecco, benissimo. Allora io le porto il flauto, le faccio fare una prova perché giustamente lei deve provarlo. Dopo che l'ha provato, ecco, deve stare attenta perché verso la fine cioè quando lei lo suona, no? Quando finisce, diciamo così, emette una certa sostanza. È lubrificante perché funziona. Ah, ho capito. Sì, perché ho capito. poi funziona meglio, capito? Sì, allora venga e me lo porti. Mi fa delle belle musiche andine, Sì, venga, me lo porti subito. Sì, glielo porto subito, io ce l'ho già pronto. Ecco, allora quando vuole venire mi dica lei. Io voglio venire quando lei lo prenderà in bocca il flauto, insomma, vorrò venire, questo è chiaro. Vengo. Solo che lei sa di un piccolo particolare, che lei ora come riattacca è ascoltato in questura. No! Sì! Ma come riattacco, non prima? Sì, dopo. come riattacca? Lei- A me mi arriva la telefonata dalla questura. Lei ha il flauto sotto controllo? Sì, ho il flauto sotto controllo. No, il telefono volevo. Ha vinto un bellissimo premio del nostro sponsor. Sì? Sì. Ma guarda. Complimenti, no, guardi, questa era la risposta esatta. Lei doveva dire: ho il telefono sotto controllo. Si è un po' impappinata, dice: ora come le riattacca, l'ascoltano in questura. Sì, non hanno altro da fare in questura che ascoltare il suo telefono, vero? Ma certamente, complimenti signora, questa è la risposta esatta dell'italiano medio, ma proprio medio, una media, proprio, una media un po' bassa. Ecco, signora mia, io ne voglio fare tutti i miei complimenti, perché lei è una gran brava suonatrice di flauto. Complimenti. Grazie, molto gentile. Ci risentiremo presto. Ci risentiremo presto, io spero. Sì, come no, col flauto. E non poteva mancare la signora che ha tirato in ballo la questura. La questura. Ma insomma, mamma mia, ragazzi. Sono lì che ascoltano. Sì, certo, tutti sulla linea sua, chiaramente. Ecco, facciamo un altro numero. Dunque, la signora dal flauto mi ha fatto scivolare sul telefono sotto controllo. È un altro spunto, se vogliamo. È uno spunto. Sì. Ho fatto un altro numero, ovviamente, no? No, come spunto è uno spunto. Sì, il flauto. No, perché ci ho messo, per farlo funzionare meglio, c'è del lubrificante che dopo un po' che lo suona esce fuori a getto. Ecco, non si preoccupi. Vabbè, andiamo avanti, va, qui non c'era nessuno. Che tu vuoi fare? Io in realtà, vero, non ho mai parlato di cazzo, mai. Ho sempre parlato di flauto. Il flauto è una cosa meravigliosa, un bellissimo strumento dal suono dolce e coinvolgente, sì. Finalmente, strano, un numero occupato. Se ne trovano pochissimi di numeri occupati, ma ogni tanto dobbiamo anche immaginare che, sì, per carità di Dio, qualche numero lo sia. Ecco, quindi facciamo anche un altro numeretto che più o meno suonerà così: signora mia. Sì. Già. Oddio, sono visto uno studio odontotecnico, vabbè, che vuol dire? Però non risponde nessuno, cioè, figurati te, se i dentisti stanno lì, ma figurati. No, odontotecnico non è è un dentista, no? Io non ci capisco nulla, c'è l'odontotecnico e poi il dentista che è un altro, no? No, il dentista è quello che si vede in televisione quando dice che lo spazzolino è buono e bisogna comprarlo, è quello lì il dentista. Ecco, dunque, quindi ho fatto un altro numero. Sì. Sì. Signora mia.
Sì? Sì, pronto, controllo 1 a controllo 2, rispondi controllo 3. Sì, controllo 3, tutto bene, appunto, questo telefono adesso è sotto controllo. Controllo 3, controllo 4, tutto a posto, tutto ok. Questo telefono è a posto, sì, si sente il rumore di fondo, benissimo. Controllo 5, risponde, controllo 5, tutto a posto, il telefono è sotto controllo. L'uomo ha ascoltato. E ora lo richiamo, sì. No, sono tutti quelli che controllano, immagino quelli che stanno lì a controllare il telefono della signora di prima. Così. Sì, pronto. Controllo 6, rispondi. Cosa dica? Controllo 6. Pronto? Sì, pronto. Pronto? Sì, pronto? Pronto? Ma scusi, ma lei chi è? Costantino. Sì, ma ho capito, ma non voglio sapere, ma lei che cosa c'entra? No, ma io ho fatto il mio numero. No, io non ho fatto il suo numero, noi stiamo facendo un controllo su certi telefoni. Ma ha detto sospetti. risponda, io ho risposto. Io ho risposto. Lo so che ha risposto, ma lei cosa ha sentito? Ho sentito controllo 1, controllo 2, controllo 3. Fino a che numero ha sentito? Fino a controllo 1, controllo 2, controllo 3. Mica fino al 5 o al 6 per caso, eh? No. Ah no, meno male, perché è top secret, sa? Ma cosa sarebbe, scusi? È top segreta, non si può assolutamente ascoltare questi messaggi, ma come si permette? Noi stiamo controllando, Ma stia a sentire, ma il telefono mi suonava e io ho risposto. Deve essere stato un contatto, deve essere stato un contatto. Ah sì, mi scusi, Prego, buongiorno. Ora ci saranno momenti in contatto. No, lui ha ascoltato fino al controllo 6, lui non ce la raccontava giusta, non si è fermata al controllo 1, controllo 2 secondo me, E figurati, eccoci, contatto nuovo, sì. Stava chiedendosi se sarà il caso di rispondere o meno, di sollevare la cornetta, perché tutti questi controlli non vuol sentire, non deve sentire. Mi scusi, allora cosa devo fare? Controllo 7. Cosa devo fare? Pronto? Mi scusi, ma suona in continuazione. Oh mio Dio, ma io vorrei sapere, aspetti, scusi un attimo, resti in linea. Caputo, ma come hai collegato questi telefoni, Ma c'è un signore che non c'entra niente qua. Ma io ma sì, è inutile che balbetti. Pronto? Pronto. Qui qualcuno, c'è il Caputo qui che ha collegato il telefono in certe linee in modo sbagliato. Lei secondo me non c'entra niente. No, perché noi stiamo controllando. Ma siccome si aspetta il telefono a mia figlia e viene di fuori. Sì. Comunque aspetti, lei non riattacchi, facciamo una piccola prova perché voglio vedere fino a che punto lei può sentire. Lei ascolti e poi dopo le chiedo di ridirmi. Va bene. Controllo 8, rispondi. Sì, qui controllo 8, tutto ok, controllo 9, qui tutto a posto, controllo 9, controllo 10, è passato appena in questo momento, chi è passato? Un UFO, con occupanti a bordo o senza? Con occupanti a bordo, tutti vestiti di verde, ma non sono vestiti, sono verdi essi stessi, sembravano dei lucertoloni forse, sì, esattamente, e avevano molte zampe. Controllo 5, controllo 6, siamo qui. Benissimo, allora allerta generale, gli UFO sono atterrati, sì, siamo tutti qui in allerta generale. Controllo 9, aiuto, mi stanno assaltando, no, chiudi il controllo, chiudi tutto. Pronto? Ma chi è che parla, scusi? Sì, signora? Scusi, ma prima c'era un signore. Vorrei sapere che cosa ha sentito lei. Ma io sento controllo 9, controllo 7, ma chi è? E che cos'altro ha sentito, non signora? Non ho sentito altro. Non è vero, lei deve aver sentito molto... Ma che ci avete da perdere tempo? No, signora, noi stiamo controllando perché stanno cadendo delle strane cose dal cielo, signora. Sono gli UFO, si stanno invadendo, sono gli extraterrestri. Sono tutti verdi. Altro che gli UFO. Sono tutti verdi, signora, stanno cadendo giù. È la guerra dei mondi. Ritorni su, La guerra dei mondi.
la guerra dei monchi. No, era meglio lui era più credulone, no? Questa qui più dura, come sempre, le mogli sono sempre più, mentre i mariti poi uomini, sono sempre più tranquilli, quasi, mica sempre, ma insomma, spesso. In ogni caso, ecco, sì, a che eravamo rimasti? Controlli 10, 9-10, Sì, più o meno, sì. No, ma è meglio lui. È la guerra dei mondi questa qua di H.G. Wells. Certamente. C'entra il telefono. C'entra, controlli. Mio Dio, come siamo caduti in basso. Strano però che non mi abbia mandato a fare in culo in realtà, perché ci stava tutto, sì, no, ci stava, invece no, oggi sono un po' stitici sotto questo aspetto. Vedete che non rispondono più, Non rispondono più, che peccato, perché quel signore non era male, è la moglie che ha sciupato tutto, che ha rovinato tutto, ora gli UFO se ne sono andati e non li abbiamo potuti beccare, purtroppo peccato, colpa loro. Controllo 10, no, sì. Vabbè, lasciamo stare questa famiglia. Che razza di input può avermi dato questa signora dicendo le ultime parole? Ma cosa aveva detto? Un ritelefoni più, Sì, d'accordo. Io utilizzo questa frase. Ma sì, fantasia più, sempre di più, Sì. Vediamo chi mi risponde qui, Ma chi se ne... No, chi se ne... No, non c'è nessuno. Così? Linea telefonica di chi che sia. Potete lasciare un messaggio parlando dopo il segnale acustico, oppure potete telefonare al... No, il numero non lo dare in diretta, Grullo. 49. Per prenotare visite domiciliari, telefonare la mattina. Visite domiciliari. A meno che non si tratti di emergenze. È un dottore. Dopo le ore 20 è in funzione il servizio di guardia medica notturna. Grazie. Lasciamo un messaggio. Che? Dottore, venga. L'aspetto, Che cazzo? Vabbè. Ma perché mi fanno due sonini? No, questo non c'entrava nulla. Le segreterie telefoniche non fanno parte. Ecco, devo fare un altro numero e devo dire quella frase famosa che mi è stata data come spunto finale per l'ultima, forse, telefonata del sondazzo di oggi. E cioè? Vediamo. Ecco. Pronto? Guardi, non si provi più a richiamare, Non mi richiami più, va bene? Ora basta, va bene? Chiaro? Ecco, non si riprovi più a chiamarmi. Scusi, ma lei chi è? Non si provi mai più a richiamarmi, ha ricapito? Oh, lei chi è? Questa va richiamata. No, certe volte le persone non sanno dire altro che lei chi è. No, lei chi è? Ma cosa gliene frega? Vorrei sapere cosa. C'è la legge della privacy. Oh, non ho capito. E chi sono io? Sono io. Ma abbi pazienza. Io dico forse il suo nome e cognome, ma non lo dico. La signora proprio ha deciso di non avere più contatti con me, Hai capito? Beh, ci deve essere qualcosa sotto. Secondo me c'è qualcosa sotto, però mi ha dato un altro input. Sì, l'ultimissimo. Dai, l'ultimo. Proprio quello finale, che somiglia molto a quello di ieri. Mi sembra che quando chiedevo a quello lei chi è? E non me lo voleva dire, perché quando glielo chiedi non lo dicono, quando non glielo chiedi magari lo dicono nome, cognome, indirizzo, città e tutto. Quando invece, ma che casino. Pronto? Ma lei chi è? Chi è lei? Ma lei chi è? No, dico lei chi è? Me lo dice o no? Ma lei chi è? Oh! Ma lei chi è? Oh! Ma guarda, non risponde, guarda. Ma ti rendi conto? Uno chiede lei chi è e questo non risponde. Ma lei chi è?
Ma guardate che bella educazione, eh? Uno gentilmente gli chiede, lei chi è? E questo non risponde. Uno con tutta la cortesia possibile, immaginabile, la gentilezza, l'urbanità, la civiltà gli chiede, ma lei chi è? E questo non risponde. Ma è incredibile. Uno umilmente si mette davanti al telefono e dice, lei chi è? E questo non risponde. Non risponde, ma vi rendete conto? Sta zitto. Cioè si chiude nel suo guscio, rientra dentro come la chiocciola, Eppure io, con tutta la benevolenza, la tranquillità, come dire, sono un bonaccione, in fondo gli ho chiesto semplicemente, chi è? E questo non risponde. Ma vi rendete conto? Ma è una cosa dell'altro mondo. No, che lo so. Io ho riattaccato, però non so se lui aveva nel frattempo riattaccato, però mi sembrava sentire un po' di rumore di sottofondo. Lo richiamo proprio per... L'ho detto molto gentilmente, dite la verità, no, dite la verità anche voi, non siate sempre alla parte del nemico, ecco, ovvia, ditemi, sì, l'ha detto gentilmente, sì, bravo G, sei una persona cortese, ecco, cortese, io l'ho richiamato perché sempre molto gentilmente voglio fare questa domanda, che è una domanda più che logica e umana, per sapere con chi si sta parlando, no? Guarda, vedete questa persona a questo punto? Cosa decide di fare? Decide di assentarsi, di non dirlo, di non voler essere nessuno. Lui non è nessuno, non esiste più, non esiste proprio, Vergogna. Di fronte a tanta inanità, sentite che parole che uso, di fronte a tanta inanità non mi resta che riagganciare e dire al mondo, anzi a voi, che gente c'è nel mondo.